Rimane una grande delusione guardando da vicino la Ford Fiesta del giudice Livatino con il lunotto crivellato dai proiettili degli assassini sostituito e la carrozzeria ritoccata con il carrozziere che ha lasciato a bella vista il nome della propria officina. Originali di sicuro sono rimasti i tagliandi dell'assicurazione e del bollo esposti sul parabrezza. Assessore, ci troviamo accanto alla macchina di Livatino, ma non è quella macchina di cui ricorre l'anniversario. C'è il lunotto sostituito e non si può vedere. È comunque un segno di testimonianza, perché il giudice Livatino si trovava proprio su quel sedile quella mattina quando fu avvicinato dagli stigiari. È un grande segno di testimonianza, di legalità e di ricordo che è stato apprezzato tantissimo dalla cittadinanza non solo di Canicattì ma di tutti i paesi limitrofi. Bisogna essere tuttavia grati all'Arma dei Carabinieri che ha voluto il trasferimento dell'auto di Livatino nel magnifico palazzo San Domenico, ma non si può tacere assolutamente sul grave errore di chi avrebbe dovuto requisire immediatamente quell'auto per conservare intatto il ricordo e farne un vero cimelio. Innanzitutto ringrazio anche io personalmente l'Arma dei Carabinieri. Sì, è vero, sicuramente erano altri tempi, io comunque ci tengo a precisare che è stata custodita gelosamente in questi 30 anni, e nel 1990 ancora non vi erano in vigore tutte queste normative riguardanti diciamo, i beni da custodire degli eccidi della mafia. Però sicuramente è un bene da tutelare, un bene da custodire e da valorizzare per il bene della collettività tutta, per il bene della memoria e per ricordare il nostro illustre concittadino oggi beato.